Trieste si sono giocate le finali del campionato eccellenza Under 16 femminile Memorial Piero Bonato. Nella finale per la conquista del terzo posto, posizione utile per l'accesso alla fase regionale, si sono scontrate la Comitense e la Donna Volley Conca. Una sfida all'insegna del massimo equilibrio, dove la battuta ha avuto il ruolo principale nel determinare l'andamento della partita. La Donna Volley, dopo un primo set alquanto incerto in ricezione, è riuscito a conquistare i due successivi parziali, ma non ha saputo arginare il ritorno importante della Comitense, che nel quarto e quinto set metteva il turbo e conquistava l'accesso alla fase regionale. Sì, sicuramente questa partita è stata nelle nostre possibilità, è stata molto lottata, è stata dura, però grazie a una sintonia di squadra siamo riuscite a portarci a casa questo terzo posto. Ci sono stati anche degli infortuni di squadra che hanno un po' rallentato il nostro percorso, però siamo comunque riusciti a rialzarci e a vincere questo terzo posto. Noi ce l'abbiamo messa tutta, però alla fine il risultato è stato questo, cioè la grinta c'era, la tecnica anche, però alla fine siamo arrivate quarte, insomma. Nella finale ci si aspettava un match combattuto tra i Leali Padova e il Pulpatavium, ma nei fatti così non è stato. Il Pulpatavium è apparso sottotono e contratto, soprattutto in fase d'attacco, e pur lottando con grinta, nulla ha potuto contro il Leali Padova, che ha vinto meritatamente per 3-0, sfoggiando una prestazione maiuscola. Noi eravamo cariche fin dall'inizio, cioè siamo arrivate preparate, però forse questo non è bastato, è stato più che altro un problema forse psicologico, che questo ci ha ostacolato molto e ovviamente forse noi non abbiamo espresso il meglio, però la grinta, la carica ce l'avevamo, ecco, e adesso partiremo ancora più cariche per la fase regionale. Eravamo molto più unite come squadra e anche molto più brave tecnicamente, ci abbiamo messo il cuore per questa partita, ma soprattutto il nostro allenatore ci ha sempre detto che siamo una squadra cinica. Chiaramente molto soddisfatto di come abbiamo giocato oggi, abbiamo espresso un livello di gioco per noi in questo momento molto elevato. E la bravura delle ragazze è stata proprio quella di riuscire a mantenere durante la gara questo livello di gioco. Non era scontato, ma abbiamo fatto una buona settimana, preparando anche un po' la partita su quello che sapevamo essere le caratteristiche dell'avversario. Siamo riusciti a trasportare questo nel gioco oggi e ci ha sicuramente aiutato a portare a casa la partita. Il nostro obiettivo chiaramente è quello di arrivare alla fase nazionale. Per arrivare alla fase nazionale bisogna arrivare dentro le prime 3 del Veneto. Vincere il titolo provinciale significa cominciare il percorso nella maniera migliore, perché con gli abbinamenti tra le varie province in teoria c'è il vantaggio del giocare in casa e via di seguito. Chiaramente questo è solo l'inizio, le premesse sono le premesse, il resto bisogna farlo in campo. Ogni partita è tutta quanta da costruire, da dimostrare che sappiamo fare quello che abbiamo fatto, ma probabilmente questo per me significa che c'è ancora qualcosa in più da fare, quindi cercheremo in questo periodo di aumentare le nostre capacità per quel poco che si può fare, ma arrivare alla fase regionale con qualcosina in più. Un grosso augurio alle nostre squadre padovane di poter ben figurare alle regionali, ma soprattutto di vederle ancora alla fase nazionale.